che siamo in onda, siamo in diretta, qui da Abitare 3 dei Fratelli Trevisani, in Corso del Popolo 95, come sempre l'incontro con l'autore per l'associazione Mestre Mia. Io sono Annalisa Bruni, curatrice della rassegna. Oggi presentiamo questo libro a doppia firma di Patrizio Pacioni e Lorella De Bon, Le notti di Monteselva. Prima di entrare nel vivo di questo romanzo, che è un romanzo giallo, vi presento gli autori, perché non sono di Mestre, quindi forse non tutti vi conoscono approfonditamente. Allora, Patrizio Pacioni è romano, però vive a Brescia. Esattamente. Da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni, sì, è uno scrittore, drammaturgo e blogger, ha pubblicato circa 30 volumi tra romanzi, raccolte di fiabe e di racconti e testi teatrali, quindi è molto prolifico. Nel 2006 con SMS, è difficile da dire SMS, il primo romanzo con protagonista, quello che poi diventerà il protagonista di questa serie di gialli, il commissario Leonardo Cardona, che inaugura appunto la saga di Monteselva. È un paese immaginario, però è immaginario, ma sono molto realistiche le vicende che vengono raccontate in questi romanzi. Dal 2014, anno in cui la compagnia Stabile Assai rappresenta il suo testo La verità nell'ombra, ispirato alla strage di Portella del Ginestra, molto interessante, dà alla luce molti lavori messi in scena con successo, a cui sono stati assegnati molti riconoscimenti. Però appunto nel frattempo, con tutta questa attività di scrittura, Pacioni non trascura il suo commissario. Appunto con questo romanzo è arrivato al 7° appuntamento, quindi ci sono 7 indagini del commissario Cardona. Veniamo a Lorella De Bon, che invece arriva da Belluno, ha superato la neve, è arrivata qui temeraria in macchina, è nata a Belluno appunto nel 68, si è laureata a Ca' Foscari in storia, è operatore olistico e lei dice di sé che abita nel confortevole mondo della poetry therapy. Purtroppo non c'è modo adesso di approfondire questa cosa, ma sarebbe molto interessante parlarne. È curatrice di 2 antologie poetiche dedicate ad Alda Merini e nella narrativa ha spaziato anche attraverso lavori collettivi, anche lei dalle fiabe ai racconti ucronici, dal giallo poliziesco all'intimista, quindi ha una vasta gamma di registri narrativi. Dal 2011, anno di uscita per Alba Libri del suo primo libro di liriche, Il sospetto di vivere, ha pubblicato per Melino Nerella, editore, la raccolta di racconti Delitti e diletti, sempre con il commissario Cardona come protagonista. Allora, è sempre, lo dico sempre, mi ripeto purtroppo, ma è così, è molto difficile presentare un giallo, perché non si deve fare spoiler, non si deve rivelare troppo della trama, soprattutto ovviamente del finale, e quindi avremo modo di parlare di questo romanzo soprattutto per il contesto, per l'ambientazione, per tutto ciò che ruota intorno. Perché soprattutto questo, confesso che gli altri non li ho letti, quindi io parlerò solo di questo, non farò raffronti con gli altri. Questa Monteselva ha una zona industriale che è tipica delle nostre periferie, quindi è una zona mal frequentata dove si danno convegno delinquenti di ogni genere, emarginati, tossici, eccetera. Il nostro Cardona si trova a combattere con un personaggio molto pericoloso chiamato l'Orco. Ma all'interno di tutte queste vicende, questo scenario molto noir, sicari che si muovono all'interno di questa periferia molto, molto cupa, poi anche molto notturna, insomma, perché è di notte che escono i malviventi, no, di solito, quindi è un'atmosfera cupa, drammatica e noir. C'è un elemento di grande interesse che credo sia solo di questo romanzo, che viene raccontato molto bene nella prefazione di Faustino Goioli, che appunto precede l'inizio del romanzo, che è il presidente di Medici Volontari Italiani ETS, che sono appunto una realtà esistente che si impegna moltissimo
per dare l'assistenza sanitaria a coloro che non ne hanno diritto perché non hanno documenti, i famosi sans-papier, non hanno documenti, non hanno la possibilità appunto di curarsi, e questi medici veramente ammirevoli sfidano i rischi dovuti appunto a situazioni così degradate, pericolose, dove delinquenti, ma anche persone semplicemente sofferenti, senza casa, senza famiglia, homeless, che appunto hanno necessità di aiuto, si muovono in questo ambito particolarmente metropolitano, diciamo, no? Ecco, e la cosa interessante è che Faustino Boioli nell'introduzione, in modo molto narrativo, racconta come Pacioli, che si è inventato il personaggio di Cardona, ma che appunto ha inserito questo elemento nell'ultimo romanzo insieme a De Bon, ha incontrato questa realtà in una stazione ferroviaria. Ma ce lo vuole raccontare lei? Sì, è esattamente quello che è accaduto. Io viaggiavo all'epoca fra Brescia e Milano quasi quotidianamente per lavoro, e una volta uscendo dalla stazione vidi questo, loro lo chiamano mezzo mobile, in realtà è qualcosa a metà fra un'ambulanza e un furgone, e dietro al quale c'era una fila di persone che io definirei composite, cioè c'erano persone chiaramente persone che vivevano, degli emarginati che vivevano nella strada, per cui con i loro fagotti, con i loro indumenti un po' improvvisati eccetera, c'erano persone, c'erano extracomunitari di ogni paese praticamente, e stavano ordinatamente in fila in attesa di qualcosa. Io credo che la curiosità sia una delle doti non caratteristiche ma necessarie di uno scrittore, quindi quando ho visto una scena del genere immediatamente mi è sorta la curiosità di sapere di cosa si trattasse. Così mi sono presentato, c'erano dei medici all'interno di questa mezzomobile che mi hanno raccontato quello che loro facevano, vale a dire, come già è stato detto, di dare assistenza medica a 360 gradi a persone che o non hanno copertura assicurativa, anche se in Italia teoricamente tutti dovremmo avere la cosiddetta mutua, l'assistenza sanitaria garantita, ma che addirittura avevano timore di recarsi a strutture pubbliche per non essere identificati, perché vivendo ai margini della società clandestini, insomma, temevano di poter essere espulsi, e quindi svolgevano questa attività in modo assolutamente gratuito. C'erano molti medici in pensione che dopo tanti anni di lavoro continuavano a lavorare per questo, ma c'erano anche tanti medici in servizio che accanto ai turni in ospedale, accanto e dopo i turni in ospedale, facevano i turni anche qui. Questa cosa mi ha affascinato tantissimo e ho deciso di promuoverla, di farla conoscere ad altri, anche perché mi sembrava una cosa molto bella, e ho coinvolto Lorella De Bonni in questa mia idea. Ecco, io a Lorella volevo fare un'altra domanda, perché mi interessano sempre molto le scritture a quattro mani, no? Poi parleremo più nel dettaglio di questo. Io invece a lei volevo chiedere come è riuscita a entrare in questo personaggio che non ha inventato lei, ma di cui si è appropriata, e come se l'ha immaginato e come lo ha fatto vivere aderendo alla creatura di un altro, perché è molto interessante questa cosa, no? Allora, il personaggio di Cardona sì, è una creatura sua, sì, e quindi l'azione di Cardona, del commissario, comunque è stata curata da Patrizio. Io sono entrata a casa di Patrizio curando invece alcuni personaggi, alcune situazioni di contorno, e mettendoci qualcosa di diverso. Adesso scrivere appunto a quattro mani vuol dire, come sottolinea spesso anche Patrizio, che una persona magari affronta quegli aspetti che l'altra persona
magari o non ha nelle sue corde oppure non è abituato a trattare, quindi non so, le tematiche magari femminili, quella sensibilità, il fatto che io, provenendo dal mondo della poesia, sono più abituata alla descrizione, all'intimismo, mentre lui i dialoghi, l'azione, anche certi dialoghi magari pesanti, no? Che sono un po' a me estranei, e quindi io ho curato queste parti forse un po' di più. Nel frattempo lui mi ha insegnato comunque come approcciarmi alla scrittura del giallo e appunto ai dialoghi, alle scene di movimento che non sono così facili, così semplici da scrivere, e così spero di avere magari passato anche a lui quelle pennellate magari di... Ma come facevate? Cioè sferravate insieme fisicamente nello stesso studio, No, lavorando, tutto online. oppure uno mandava all'altro la griglia, la struttura e l'altro la riempiva? Come avete lavorato? Sì, abbiamo scritto separatamente. Abbiamo prima predisposto un canovaccio, diciamo, sì, in cui si chiama scrittura all'americana, cioè c'è la scrittura d'impeto o il flusso di coscienza e la scrittura all'americana. Il flusso di coscienza è scrivere man mano che vengono le cose, la scrittura all'americana è una pianificazione iniziale di quello che Quindi accadrà. avete fatto una scaletta? Una scaletta con la divisione in capitoli che si cerca di costruire sostanzialmente. E lei aveva già in mente, quindi diciamo l'idea di base era sua? L'idea di base il plot, diciamo, esatto, la trama. Esatto, e anche se poi lo scrittore decide la trama all'inizio, ma poi la storia prende una sua vita e cambia. Certo. Ma l'intervento di Lorella è stato non prezioso, di più, anche perché nella storia era prevista la presenza di un bambino molto piccolo, e io adesso non vorrei essere accusato di non essere politicamente corretto, ma in effetti io riconosco alla persona di sesso femminile un approccio a queste tematiche che naturalmente è molto più completo e più vasto di quello che può avere un uomo. E oltre a questo, questa donna, questo bambino ovviamente ha suscitato l'attenzione di alcune delle dottoresse e delle infermiere, dei medici volontari, quindi c'era che le ha coinvolte anche emotivamente, quindi l'approccio di Lorella a questi personaggi, che sono più di uno, quindi sono personaggi importanti dell'opera, è stato decisivo. Una delle cose, qui mi taccio e lascio la parola a Lorella, che mi dicono coloro che leggono il libro, si vede che in questo libro c'è una parte femminile più sviluppata, più particolareggiata, e di questo il merito è solo ed esclusivamente di Lorella. Sì, diciamo che chi lo legge, chi lo ha letto e mi ha riferito insomma le prime impressioni, comunque la scrittura è abbastanza omogenea, anche perché poi a livello di stile Patrizio ha provveduto comunque a intervenire, perché come ho detto io nasco nel mondo della poesia, quindi gioco forza, passare da un linguaggio prettamente lirico a un linguaggio giallo ed azione, insomma lo stacco sarebbe stato troppo grande, quindi comunque lui ha fatto un lavoro di omogenizzazione da questo punto di vista. Come dicevo prima, su certi personaggi femminili come Emilia, che ha delle problematiche in casa che ognuna di noi in cui ognuna di noi può ritrovarsi, ecco, è il personaggio forse in cui mi sono trovata meglio, e dove sono intervenuta forse di più, Emilia, non so se... Perché una delle tematiche importanti del libro, oltre all'opera dei medici volontari italiani, è quella diciamo un manifesto raccontato nella storia contro la violenza contro la donna, contro lo sfruttamento, esatto. E quindi queste sono cose che Lorella ha reso in modo. Siamo riusciti, credo, attraverso un'unica storia a toccare più o meno svariate tematiche. Questa è la cosa bella, per cui è vero che la storia è inventata, è vero che il paese è inventato, è vero che
chi come me vive a Belluno magari si è ritrovata ad affrontare tematiche che a Belluno è molto difficile vivere sulla propria pelle, come ad esempio i senza tetto, per dire. Però ci sono molti altri temi che entrano, c'è il discorso per esempio dell'ospedale, l'ospedale protagonista del romanzo, che è San Martino, come San Martino di Belluno, ecco lì ci ho messo anche un tocco di mio in questo. Succedono anche lì delle cose, cioè ci sono casi di malasanità ad esempio, ce n'è uno, non è il punto focale del ci sono libro, delle sottotrame, diciamo. ma ci sono tante sottotrame. C'è il mondo della prostituzione, l'abbandono appunto dei bambini, Emilia, quindi la violenza più o meno fisica o psicologica in famiglia, la stessa Emilia che perde una bambina, quindi i pirati della strada, perché la figlia muore proprio per colpa di un pirata della strada, quindi veramente ci sono tanti temi di riflessione in cui ognuno può dire oddio è successo a me, oppure oddio conosco qualcuno a cui, oppure ho sentito. E quindi immedesimarsi nella storia. Infatti più che un giallo, a parte che c'è ovviamente una trama gialla, ci sono degli sviluppi, ma io lo definirei quasi un romanzo d'avventura, perché si intrecciano talmente tanti filoni narrativi che alla fine, ripeto, mi ricorda più una storia di azione, di sentimenti anche a volte anche molto intensi, molto passionali, ma che si amalgamano alla storia gialla e alla storia di polizia, alla storia della lotta eterna poi che c'è anche fra il bene e il male, anche, e soprattutto anche se Monteselva è un po' il paradigma della provincia italiana, ma è anche un paradigma della zona industriale di Monteselva, è anche un paradigma della periferia delle grandi città. Lì ci si può vedere Milano, ci si può vedere Gotham City, no? Esatto. Ma Carlo Lucarelli dice sempre che il giallo è la maniera migliore per raccontare la contemporaneità, perché all'interno di queste trame criminali si raddensano tutte le problematiche attuali che stiamo vivendo, ma si può pensare che anche ogni stagione storica, no, ha avuto le sue problematiche, quindi un crime story può essere abbastanza interessante proprio per inserire tutte queste tematiche. Si potrebbe definire anche un romanzo sociale, no? Perché ci sono tanti disagi sociali che emergono, come appunto ha detto giustamente Lorella De Bon. Allora andiamo un po' a approfondire i personaggi. Allora, questi due personaggi opposti, no? Il buono e il cattivo, diciamo, quindi Cardona e questo Vassili Abramov, l'orco, che è appunto il criminale da battere. Come si relazionano? Come li avete raccontati? Ma io direi che alla fine addirittura si rispettano, nel senso che sono due protagonisti, uno che si devono combattere in modo acerrimo tra loro, perché uno rappresenta la legge e l'altro rappresenta il crimine, ma che tutto sommato mantengono una loro coerenza, ognuno nella copertura della propria funzione, della propria figura narrativa. Ecco, no, sono un po' combattuto perché poi non vorrei dire cose che... No, non bisogna esatto. anticipare troppo. Però diciamo che fra i due alla fine c'è un gioco duro, ma tutto sommato delle regole non scritte vengono mantenute. Succede, è qualcosa che mi ricorda un po', adesso non voglio fare paragoni impropri, perché poi ma quando anche il male, a parte che il male comunque un certo fascino lo riveste, perché se le notizie come dire, le notizie belle non riempiono i telegiornali, non interessano, c'è qualcosa in noi, in ciascuno di noi, che è un po' un'attrazione al male, esiste. Però per essere
dei cattivi, per essere dei rappresentanti del crimine, che non si confondano con altre categorie più banali, cioè anche nel crimine si distinguono dei personaggi. Nei Promessi Sposi il più cattivo di tutti, che poi si convertirà perché ovviamente Manzoni aveva una sua impostazione anche religiosa, morale, eccetera, ma la conversione dell'innominato, cioè perché Manzoni fa convertire l'innominato? Perché l'innominato è l'incarnazione del male, quindi anche nel male ci sono secondo me diversi gradi di dignità, e l'orco a suo modo è un personaggio assolutamente negativo, assolutamente che io non vorrei incontrare mai nella mia vita, ma a suo modo mantiene una sua dignità nel crimine, affronta dei rischi, è conscio di quello che fa, ha scelto la via del male e la persegue coerentemente fino alla fine. Cardona ovviamente, siccome nella società c'è una bilancia che alla fine deve restare in equilibrio, se no la società si dissolve, dall'altra parte ci deve essere un rappresentante della legge che come Cardona è disposto a volte anche ad usare dei sistemi poco ortodossi, ma che si oppone con identica forza, identica volontà di prevalere nei confronti del male. Bene, dopo ci torniamo su Cardona e volevo chiedere a Lorella De Bon di illustrarci un po' questi due personaggi femminili che appunto probabilmente, come ci anticipava, ha curato maggiormente, quindi questa prostituta Irina e questa Elena che è molto enigmatica. Che donne sono? Nonostante siano inserite in trame losche e poco ortodosse, io vorrei usare la parola innocenti, comunque. Sono delle vittime? Sì, ognuna in maniera diversa, nel senso che Irina è la classica vittima perché è una prostituta, quindi ha seguito tutta la trafila che seguono purtroppo queste ragazze che vengono dall'est, esatto, magari illuse, ingannate, tradite. È brutto da dire come parola prototipo, ma comunque questo è il suo background, l'illusione, la voglia di insomma, questi lustrini che si vedono, no? Queste luci che fanno credere che qui va tutto bene, quindi cambiare vita. E questo e poi anche ingenua, no? Fidarsi. Esatto, l'innocenza è anche ingenuità, no? E quindi l'arrivo in questo mondo e poi il crollo di ogni illusione, la violenza, eccetera, e poi appunto l'arrivo comunque di una salvezza nelle vesti dei medici. Non dico di più, ma di uno in particolare. Certo. Comunque i medici riescono a inglobarla nella loro rete di solidarietà, un po' a fatica all'inizio perché la diffidenza comunque, no? Cerca di prevalere, il fatto la paura, no? Di dover rispondere comunque di questa magari svolta nella vita a un magnaccia, comunque a qualcuno che... Ma anche delle eventuali vendette che possono esatto. capitare. Però a chi vuole uscire esatto, dal giro, no? Esatto. Salvarsi, quindi... Anche se appunto loro si propongono con il loro mestiere, no? La vogliono curare a livello sanitario, però poi questa rete di solidarietà l'abbraccia e verrà aiutata. Elena è anche lei appunto la definisco innocente perché poi alla fine la bontà di questa donna verrà fuori tutta, però Elena è avvolta in un'altra rete che è quella della malvagità dell'orco, quindi la sua storia è completamente diversa. Non è una prostituta, è comunque, come la definiresti? Non un sicario, è una spia
ed è comunque una collaboratrice, diciamo, dell'orco, stanno nelle due parti della barricata praticamente. Ma io quando l'ho pensata Non l'hai pensata così? ho avuto un riferimento un po' a Matari, no? Che ok. ovviamente Matari è una spia, però di una donna che si trova a confrontarsi con un mondo maschile, un mondo criminale fra l'altro, e è una donna volitiva, è una donna che vuole arrivare, vuole riscattarsi da un'associazione, da una posizione sociale inferiore a quella delle sue coetanee, e sceglie la via sbagliata, ma mantenendo una apertura al bene e all'amore interiore che poi scoprirà anche a propria insaputa, scoprirà solo nel momento in cui ci sarà bisogno di esercitare. Forse viene sorpresa anche Viene lei sorpresa anche lei, esattamente. di questa È quello che volevo conversione. dire. Sì. Quindi partono entrambe da una situazione comune, cioè la difficoltà, no, della vita nei paesi dell'est, in Russia, e però scelgono due strade diverse. Che però poi alla fine, diciamo, trovano un altro punto in Una comune. possibilità di riscatto, diciamo. Ecco, un'altra cosa da dire è che tanti spunti, però i sentimenti alla fine governano tutto, Sì. nel bene e nel male. Nel bene poi però vengono fuori in maniera preponderante, sia tra i personaggi femminili che tra quelli maschili. I Bene. sentimenti. Allora, torniamo a Cardona. Allora, in genere nel giallo il commissario, diciamo, l'investigatore è comunque una persona che ha al suo interno dei nodi, no? Pensiamo a Rocco Schiavone, Sì. pensiamo a De Luca di Lucarelli, dei primi gialli. Sono delle persone che hanno qualcosa che li macina, no? Delle persone anch'esse sofferenti, e sono vittime in qualche modo di quello che si chiama il desiderio di risolvere il mistero imperdonabile, no? Cioè non vivono se non riescono ad arrivare alla soluzione dell'enigma. Proprio è una malattia che ha l'investigatore, è per questo che riesce poi nel suo intento, no? Di arrivare al colpevole, perché finché non lo trova non dorme, non mangia, non vive, non sta bene, cioè deve assolutamente, è il famoso, come dice Lucarelli, appunto, che è il mio maestro, è il mistero imperdonabile. Nei 7 romanzi, no? Questo suo personaggio si evolve, cambia, ha una sua storia parallela, lo seguiamo anche nella sua vita in qualche modo? Allora, Cardona è molto coerente nella sua... finora, poi io ho in mente che ci saranno dei cambiamenti nella vita di Cardona, ma ancora non sono intervenuti, ancora poverino non sa... Perché quanti anni passano tra la prima indagine e l'ultima? Beh, la prima uscirà nel 2006. No, ma dico nella vita di Cardona. Nella vita di Cardona passano 6-7 anni, diciamo. Quindi possono intervenire delle modifiche nella sua vita? Sì. In 7 anni. Che per ora lui sta vivendo molto comodamente, perché ha una bella famiglia, ha una moglie, ha un figlio e ha un amante. È un amante che lui vive senza alcun tipo di rimorso, alcun tipo di conflitto interiore. E questa è una particolarità, perché è un contrasto che prima o poi salterà fuori, perché nella sua vita Cardona è come se fosse due persone: uno, un inflessibile difensore della legge, qualcuno che vuole che l'ordine sociale non venga violato, odia coloro che sottomettono gli umili, odiano coloro che sfruttano, che usano violenza. È un puro, insomma. È un puro da questo punto di vista, ma dall'altra è anche molto autoindulgente per la propria vita privata. Io lo definirei quasi non immorale ma amorale, cioè non si pone per esempio il problema del tradimento. Quindi questo è il suo conflitto. Questo è il suo conflitto. La sua contraddizione. Addirittura neanche ha la giustificazione o l'autogiustificazione di un rapporto conflittuale con la moglie. Nella propria vita familiare
ama tra virgolette la moglie, perché poi ovviamente il tradimento qualcosa vorrà dire, e ha uno splendido rapporto con il proprio figlio, e quando esce da casa, dal punto di vista privato, non professionale, diventa un'altra persona e diventa l'amante di Diana De Rossi, una giornalista. E quindi ecco, questo, però siccome nessuno di noi, non esiste nessuno di noi che possa gratuitamente fare qualcosa del genere, sdoppiarsi, alla fine deve succedere che i nodi intrecciati si sciolgano, e quindi anche per Cardona prima o poi questa sua beata esistenza a cavallo fra il rigore morale e la disinvoltura invece di come gestisce i propri rapporti sentimentali presenterà il conto. Quindi dovremo aspettare l'ottava avventura? Forse anche la nona o la decima, sì? perché l'ottava è già pronta e Cardona uscirà da Monteselva per fare un'indagine stavolta a Brescia, e quindi sarà un po' una cosa diversa, un po' una cosa a parte. Ma poi ecco, diciamo che da quella dopo in poi deve cominciare a preoccuparsi un pochettino. Ho capito. Bene, com'è stato, Lorella De Bon, lavorare appunto con Pacioni? È stata è la prima volta che scrivete un intero romanzo? Intero romanzo. Perché racconti, no, avete scritto racconti, sì. Ma un intero romanzo è la prima volta, no? Sì, allora intanto è stato scritto... Ma vi conoscevate già prima voi? Come vi siete Con il incontrati? blog. Il mio blog. Ci siamo conosciuti proprio in occasione della raccolta di racconti, ecco, dell'antologia. nel senso che è nata dal fatto che io, navigando così come si fa In rete? sì, ho visto il suo blog, ma in particolare la sua faccia, che era un po' più tonda di adesso, aveva qualche chilo di più, e con questi occhietti. Mi è piaciuto proprio questa espressione gioiosa, non so, mi è piaciuto. E ho detto, ma chi è questo qui? Però tu ricordi che io pubblicai sul mio blog 2 dei tuoi racconti? No, ma io a seguito di questo viso ho detto, ma chi è questo qui? Vado a vedere e trovo l'annuncio nel suo blog, se hai dei racconti mandameli, che se mi piacciono io poi li pubblico. Guarda caso avevo 2 mini racconti un po' trucidi, dico sì. io, sì, erano veramente trucidi. Erano? Trucidi, cioè... Tenebrosi. No, ma anche sì, pesantini, insomma, cadaveri, decomposizione, cose strane. Sì? Sì, non so perché ero nella fase noir, forse io. Li ho mandati e mi ha contattata e mi ha proposto Delitti e Diletti con Cardona. Cardona poi a Parigi, Cardona a Venezia, Cardona, cioè è già uscito da Monteselva. Sì, l'idea lì fu quella di trasformare gli scrittori, grandi scrittori, in personaggi inquisiti. Andammo a cercare con Lorella 8 scrittori che avevano un passato ingombrante. Scrittori di gialli. Per esempio Agatha Christie, che scomparve per... C'è quel mistero che nessuno ha mai Esatto. rivelato. Edgar Allan Poe con il suo vizio per l'alcol e per la droga. Mary Shelley con Byron, che fecero il tour in Italia e praticamente... Con Shelley. Beh sì, anche Byron, certo. Che seminarono praticamente, si riunirono nella villa sul lago dove si fu scritto Frankenstein, eccetera. No? Certo. E comunque seminarono in questi tour italiani, seminarono per l'Italia dei figli che morirono di stenti, perché fare il Grand Tour, come lo chiamavano allora, era un'impresa camminando su strade ovviamente non con poi le in un momento post bellico c'erano ancora le truppe qua in Italia e quindi c'era questo lato, erano da una parte tutto il gruppo degli scrittori straordinari, perché quando si riunirono lì in quella villa sul lago fecero in pochi giorni delle opere io dico destinate all'eternità, ma anche loro probabilmente un conflitto morale poi ce l'avevano, perché invece per esempio per dei figli non se ne curarono quasi per niente. Sì, quindi... ma poi non solo, ma poi c'è
la moglie di Shelley che si è suicidata buttandosi Esatto. nel serpentine del parco, Esatto. no, di Hyde Park, dalla sorella di Mary Shelley che si è suicidata con l'audano, cioè è una storia Era un veramente mondo un po', noir. sì. Sì, beh, l'ho studiata tanto. Mary Shelley è un personaggio inquietante, tragico, veramente tragico. Quindi Sì. noi li abbiamo fatti, Interessante. E li abbiamo fatti indagare da Cardona, quindi Cardona ecco. li abbiamo portati nella Guarda. contemporaneità. Interessante. Abbiamo usato questo stratagemma, no? Li abbiamo portati nella contemporaneità, li abbiamo fatti incontrare con Cardona e Cardona ha indagato Sulla loro vita, sui loro crimini, loro misteri. sui loro presunti misteri e crimini crimini. e sui loro misteri. E poi quali sono gli altri? Nick Spillane, Mike Spillane, cioè, Giorgio Scerbanenko. Che mistero c'è nella vita di Scerbanenko? Scerbanenko aveva una rubrica di posta con le elettrici Sì, soprattutto, sì, Suona bella. e diverse elettrici si suicidarono. Davvero? Ah, questo non lo Però sapevo. non per colpa di Scerbanenko, però ci fu questa coincidenza che diverse delle elettrici che avevano scritto a Scerbanenko poi Si sono suicidati? si sono Non lo suicidate. sapevo. Ma guarda. E quindi puntavo su quello, diciamo. Interessante. Quindi, E poi? niente, Quanti sono gli scrittori? 8 scrittori. E Bella quindi- l'idea, sì, È bella. originale, Sì. riportare in vita queste persone trapassate da decenni, anche perché abbiamo letto, appunto, è stato bello anche a livello personale, nel senso che ok, magari abbiamo letto i loro romanzi, però noi abbiamo letto le loro storie e magari sì, non è una cosa così comune indagare per cercare quel qualcosa che non è molto limpido e poi costruirci un'indagine. Bello, Sì, è stato bello, molto bello originale. esempio di riscrittura, di parodia anche in È qualche stato modo. impegnativo, ecco, Sì, almeno. Interessante. E visto che quel libro era riuscito bene, evidentemente si è ricordato della Sì, mia sì. penna e quindi l'ha proposta, che però ha portato alla scrittura. Ma anche perché era l'unica che conoscesse Cardona dalla parte della scrittura e non della lettura, e quindi già il personaggio è vero che l'ho creato io, ma lei già lo aveva Lo avuto avevo modo di conoscere. incontrato, sì. E questo romanzo è stato scritto, ecco, questo è da sottolineare, che è rimasto giovane, nel senso che non è nato un anno, 2 fa, ma è nato 12 anni fa. E dopo 12 anni, non di scrittura continuativa, perché varie vicissitudini, la scrittura teatrale di Patrizia e vari impegni hanno fatto dilatare i tempi, no? Non tanto di scrittura quanto poi di revisione, di riscrittura. Confidiamo un segreto, c'è voluta Monica Tappa. Monica Tappa è una bravissima editor modenese, alla quale, cioè io questo romanzo qui, io con Lorella ormai l'avevamo talmente impastato, come si fa quando si levita la pasta per la pizza, no? Che ci rimaneva attaccata alle dita e non riuscivamo più a Ci voleva rivederlo. uno sguardo esterno. Ci voleva uno sguardo esterno. Perché si arriva alla nausea alla fine, Esatto. no? Non se ne può più. Esatto. Erano anche più pagine, erano 500. Sì, è stato quindi- anche un po' ristretto, diciamo. L'avete asciugato un po'. Però ecco, poi Monica è stata veramente decisiva, se no probabilmente questo romanzo non avrebbe visto la luce, sarebbe rimasto. E invece attraverso lei, poi io e Lorella ovviamente quando abbiamo avuto qualcuno che ci bacchettava e ci diceva beh, allora adesso ci siamo rimessi in moto e credo che sia il prossimo è sempre in collaborazione con Lorella De no, Bon? no, è il prossimo suo? è soltanto mio. Quindi per il momento è un'esperienza, diciamo, Sì, chiusa o sospesa? ma visto che tutto sommato le cose sia uno che l'altro sono venute bene, io non escludo assolutamente Che possiate ritornare a che collaborare. possiamo ritornare. Magari quando Cardona avrà qualche problema Sentimentale. con la moglie e con l'amante, ecco. vediamo. Potrebbe entrare di nuovo in gioco Per Lorella De Bon. per la parte femminile potrebbe. Volevo dire una cosa a cui tengo molto, cioè, quindi è stato scritto in tempi non sospetti, ovvero pre-Covid, Certo. però l'attualità di questo libro è sorprendente, nel senso che tutte le tematiche che abbiamo affrontato 12 anni fa sono spaventosamente attuali.
compreso il Covid, nel senso, è vero che non viene citato direttamente, però i medici volontari italiani hanno partecipato proprio con la loro ambulanza mobile e altri punti di supporto a una massiccia campagna di vaccinazione degli emarginati e quindi io ci tengo molto a questo, anche perché quando ci siamo incontrati anche per Book City, la cosa che mi ha colpito molto è: chiedetevi quando vi hanno intimato di stare a casa per il lockdown, state tutti chiusi in casa, vi siete chiesti dove i senza tetto si chiudono in casa? Certo, era un E questa problema cosa è grosso. stata spiazzante, perché queste persone, anche in collaborazione con i City Angels, che entrano comunque con una parte minore, ma entrano come protagonisti nel romanzo, con i City Angels si sono spesi durante il Covid, hanno rischiato in prima persona per aiutare le persone senza tetto a dover affrontare una quarantena in casa impossibile. Quindi abbiamo parlato dei centri di accoglienza che potevano accogliere sì, ma al 50%, quindi il pensiero nei confronti di queste persone che hanno dovuto affrontare il Covid e sono state aiutate veramente ammirevoli, i sì. medici che continuano nella campagna di vaccinazione, che anche qui non è facile, perché vaccinare un senza tetto con più dosi vuol dire come li recuperi, come riuscirci gestisci, una volta, come li trovi, e come convincerli, come farsi capire, e quindi delle difficoltà immense, e un grande applauso ai City Angels che in questo momento stanno distribuendo coperte a Milano, a Torino e nelle 24 sedi che hanno in tutta Italia. Ecco, sono realtà veramente, veramente ammirevoli, riferito non c'è altra parola, non si può. Riferito al discorso della curiosità che è venuto fuori all'inizio, io devo ringraziare i City Angels perché grazie a loro ho scoperto un mondo che non avrei potuto conoscere diversamente. Hanno avuto la bontà per una notte di portarmi in pattuglia nelle zone della stazione centrale di Milano e veramente ho visto delle cose che ripeto, non avrei mai immaginato, cioè esiste un mondo che noi non ci rendiamo conto di cosa ci sia nelle viscere di quella stazione centrale, ma penso chissà quanti altri posti. Cose che mi hanno ricordato la città di Vittorio Hugo nei Miserabili, quindi esiste, solo che era 200 anni fa, adesso ancora, dopo 200 anni siamo ancora, sì, certo. Ci sono ancora quelle realtà, certo, ed fa rabbrividire. Penso che conoscendo quella realtà uno dovrebbe innanzitutto essere grato per chi crede al Signore o al destino, che siamo dei fortunati a cui è riservata una vita migliore, ma che non dobbiamo mai dimenticarci. Non dobbiamo dare per scontata, perché nella vita esatto, possono capitare delle situazioni che ti precipitano da un momento all'altro in una situazione appunto simile, quindi sì, è vero, dobbiamo perché ci sono sempre persone pensarci. che sono lì solo perché sono state segnate dal destino. Certo, sì. La vita delle volte ti riserva delle brutte sorprese. Bene, allora ci sono degli aspetti che non abbiamo toccato, che avreste voluto mettere in luce, che magari, non so, delle domande che io non vi ho fatto e che avete desiderio così di fare a voi stessi? O abbiamo un po' dato il quadro del romanzo, dei personaggi, anche così del vostro vissuto di scrittori? Sì, il quadro generale l'abbiamo dato. Io volevo fare un invito invece a chi sta ascoltando di cercare in rete, visto che cerchiamo di tutto, no? Su Amazon, di qua o di là, cercate l'attività dei medici volontari italiani e dei City Angels. Cioè, questo è un bel regalo che vi potete fare per Natale, perché scoprirete delle persone
meravigliose. E il libro invece dove si trova? Si trova in rete o è anche in libreria? In rete su tutte le piattaforme, sulle IBS, Feltrinelli, eccetera, eccetera, eccetera. In libreria non è presente in tutte le librerie, ma comunque in qualsiasi libreria si può ordinare. Si può ordinare, quindi insomma è recuperabile, È recuperabile facilmente, visto che è velocemente, Natale, sì. magari qualche Sì, appassionato anche perché del giallo l'editore Bacchilega è specializzato proprio in narrativa gialla e noir, quindi è abbastanza diffuso. si trova. Bene, allora io vi ringrazio di essere venuti anche da lontano, perché Grazie. in genere in questa rubrica ci sono scrittori che sono quasi a chilometro zero, se non proprio più vicini, insomma, quindi vi ringrazio di essere venuti e A di voi questa bella dell'ospitalità. chiacchierata. E anche ho sentito che è a Mestre che hanno sede i City Angels, cioè nel Veneto mi sembra che sia Mestre la città in cui sono presenti i City Angels. A Marghera c'è un centro, sì, che Esatto. opera gratuitamente, sì sì. Quindi se qualcuno vuole iniziare a fare del volontariato, qui a Mestre C'è o una Marghera base, c'è la sì, base c'è la dei base, City Angels, sì, sì, sì. che vi invito a Che poi contattare. Furlan è un nome veneto, no? Furlan. Il capo dei City Angel. Il Quindi penso fondatore che- e presidente dei Ah. City Angels, Furlan, sì. Credo sia nato a Milano, ma il cognome... Beh, comunque- noi i cinema di Mestre sono della famiglia Furlan, quindi Ecco. è un nome che conosciamo, un cognome che conosciamo molto Ottimo. bene. Allora, Piaccioni, Patrizio, Lorella De Bon, grazie di essere A venuti voi, con grazie. noi, di aver conversato attorno a questa bella storia e noi ci vediamo venerdì prossimo per l'ultimo appuntamento che sarà misto tra narrativa e poesia e poi ci faremo gli auguri di Natale. Buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Andate avanti.